Graziano Salerno, nei prossimi giorni si inaugura una tua mostra a Cagliari. Cosa esporrai? E io ho dato delle cose buone, cose dell'81 di Parigi, del 96 di Nuoro, insomma ho cercato di dare cose oneste e sincere, quindi credo che le sfondano, quindi Pensi che sia una mostra che riuscirei a portare anche a Nuoro? penso che sia una mostra che andrà anche all'estero. La Fondazione di Sardegna ha celebrato l'artista nuorese Graziano Salerno con la mostra Senza poesia in nessun caso. L'esposizione, curata da Cristiana Collu, ha presentato circa 200 opere, in prevalenza acquerelli e disegni della seconda metà degli anni Ottanta, che hanno messo in luce la straordinaria capacità di Salerno di fondere pittura, disegno e poesia in un linguaggio singolare. Il titolo della mostra, ispirato a Baudelaire, riflette la sua visione del mondo. Salerno, nonostante una vita in assoluta libertà, viaggiando tra Roma, Bologna, Londra, Berlino e Parigi, ma con epicentro a Nuoro, non ha mai smesso di creare. Artista che ha vissuto oltre le cose, la sua arte, come una furia interpretativa, è il risultato di una formazione accademica e di un talento naturale che ha saputo trasformare la fragilità in poesia.